Sono da Sicilia 24 i titoli del nostro telegiornale. Un patrimonio da 18 milioni confiscato dalla DIA di Catania agli eredi di Vincenzo Guglielmino, l'imprenditore del settore rifiuti deceduto nel 2018 per il GIP, era il volto imprenditoriale del Gran Cappello. Catania proiettata nel 2030, Confindustria e ANCE tracciano una visione del futuro mentre la città attende che si completi la squadra Palazzo degli Elefanti. Il neosindaco trantino in giornata i nomi. Non solo il calcio, ma anche l'imprenditoria tra gli obiettivi di Rospelligra in Sicilia. Il presidente rossazzurro interessato a Perla Ionica ed ex Blue Tech di Termini Imerese. Il neosindaco di Acireale Roberto Barbagallo non subirà la sospensione dall'incarico, secondo l'Avvocatura dello Stato, inapplicabile nel suo caso la legge Severino. Il comune di Taormina si stacca dalla Fondazione Tauarte. La decisione del sindaco De Luca dopo la bocciatura della modifica dello statuto. Scontro anche sul Palacongressi. Il TAR rigetta il ricorso della società che doveva gestirlo. Pioggia e umidità compromettono il raccolto delle ciliegie alle falde dell'Etna, alberi carichi di frutti danneggiati dal maltempo, in gran parte destinati al macero. Calcio, Luca Tabbiani è il nuovo allenatore del Catania, ufficializzato il nome dell'ex tecnico del Fiorenzuola, con il quale è stato raggiunto un accordo biennale. Ancora ben trovati da Sicilia 24 e apriamo il nostro telegiornale con un'operazione che riguarda una confisca importante, una maxi confisca da 18 milioni di euro nei confronti degli eredi di un noto imprenditore, peraltro deceduto nel 2018. Si tratta di Vincenzo Guglielmino, che era stato arrestato prima nel 2017 e poi nel 2018 ed era ritenuto affiliato alla criminalità organizzata. Sentiamo Simona Mazzone. Un patrimonio di circa 18 milioni di euro, tra cui 2 aziende operanti nella raccolta e gestione dei rifiuti, numerosi immobili, un autoveicolo e rapporti bancari e finanziari, è stato confiscato dagli agenti della DIA agli eredi di Vincenzo Guglielmino, un imprenditore catanese deceduto nel 2018, operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi urbani e ritenuto affiliato alla criminalità organizzata. Guglielmino nel 2017 era stato arrestato nell'ambito dell'operazione Piazza Pulita, coordinata dalla DDA di Catania, ritenuto responsabile di tentata estorsione e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso in collaborazione con il clan Trigila, ai danni di una società che gestiva il servizio di raccolta rifiuti a Noto, in provincia di Siracusa. Poi nel 2018 l'uomo è stato nuovamente arrestato dalla DIA nell'ambito dell'operazione Gorgoni per concorso in corruzione, in turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni, reati tutti aggravati dal metodo mafioso perché in affiliazione con il clan Cappello. Tanto che il giudice per le indagini preliminari lo definì il volto imprenditoriale del clan Cappello. Da una parte l'uomo riceveva protezione riuscendo ad ottenere l'affidamento di importanti appalti pubblici, dall'altra la criminalità che veniva sostenuta economicamente. Gli accertamenti patrimoniali hanno dimostrato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati dall'imprenditore e dal proprio nucleo familiare e l'imponente impero economico accumulato negli anni, coinvolta anche la famiglia del genero dell'imprenditore, risultata titolare della gran parte dei beni confiscati. Per ripristinare lo stato di legalità in una delle piazze di spaccio di Siracusa, la polizia è intervenuta in via Santi Amato con il supporto del settore ambiente del comune, dei veterinari dell'ASP e del personale dell'Enel. Con le ruspe, come vedete dalle immagini, sono state smantellate 2 baracche in legno che, secondo gli inquirenti, rappresentavano la base di spaccio per i pusher, attivi anche la notte. Trovati anche più di 40 piccioni restituiti al proprietario e rimosse tonnellate di rifiuti, 10 le persone denunciate per il reato di furto di energia elettrica. A Palazzo degli Elefanti, a Catania, si attende ancora la formazione della Giunta Trantino, ma le riserve potrebbero essere sciolte proprio nelle prossime ore, come lo stesso sindaco ha confermato nel corso di un convegno organizzato da ANCE, Confindustria e Pelligra Group sul futuro della città. Simona Mazzone. Mi auguro, secondo il mio obiettivo, domani di annunciare l'intera giunta.
Parola di Enrico Trantino, che ieri dal meeting Catania 2030 e oltre, organizzato da ANCE, Confindustria e Pelligra Group, ha assicurato un'accelerazione nella formazione di una giunta che tarda ad arrivare. Il neosindaco di Catania, insediatosi lo scorso 5 giugno, non ha ancora una squadra di governo. Si attende l'accordo tra i partiti sui 10 nomi che affiancheranno il primo cittadino. Si parla di ritardi fisiologici se ancora ad oltre 2 settimane dall'insediamento la rosa degli assessori non è completa. Uno dei principali nodi da sciogliere riguarda Forza Italia, partito che deve assorbire il colpo inferto dalla morte del leader Berlusconi e definire una strada per il futuro. Oltre ai nomi che completeranno la giunta, resta l'interrogativo sulle deleghe. Se ne saprà di più nelle prossime ore. Le certezze invece riguardano le priorità del mandato trantino: sicurezza e rifiuti. Il tema della sicurezza è un tema che sono certo noi fronteggeremo dovutamente, dando le risposte adeguate che la gente si attende. Su quello dei rifiuti oggi abbiamo avuto un'importante riunione e ho capito che là o ci inventiamo una soluzione diversa oppure patiremo una condizione di sostanzialmente cronicità di quello che viviamo, perché dai dati che ho raccolto c'è un aumento del cumulo della indifferenziata e questo dipende solo dal catanese che si rifiuta di differenziare, però è anche vero che c'è una comunicazione finora abbastanza claudicante. Il sindaco si riferisce all'applicazione Differenziamo Catania, utile e dettagliata ma poco utilizzata dai catanesi. In questo contesto si è discusso di prospettive e futuro della città in vista del 2030. L'ANCE professa ottimismo. Puntiamo al futuro con ottimismo, pensando che veramente questa volta possiamo fare quel passo in più affinché Catania venga veramente ricopre il ruolo di capitale del Mediterraneo, che è quello che gli spetta. In Confindustria si registra l'ingresso di Ross Pelligra. Io mi auguro che presto dirà eventualmente cosa dovrà fare per il territorio e sicuramente è un discorso che va bene per le nostre imprese catanesi. Riqualificazione economica, urbana e sociale sono le parole chiave per Catania, individuate da Confindustria e ANCE da qui al 2030. E lo avete sentito anche dal presidente Di Martino di Confindustria Catania. Ci auguriamo naturalmente di conoscere le intenzioni di Pelligra per quanto riguarda investimenti sul territorio e dunque sentiamolo Pelligra al microfono di Marco Carli. Pelligra non solo calcio, con l'ingresso dell'imprenditore italo-australiano in Confindustria Catania si delinea anche il progetto che va al di là della squadra rossa-azzurra, che coinvolge il territorio a partire dalla perla ionica. Ci sono ancora 2 mesi che dobbiamo superare, ma siamo già alle fasi finali. Il quadro è quello di una trattativa allineata. Pelligra, che lascerà Catania domenica, parlerà anche con i soci del gruppo in Australia, si stima un investimento di 80-100 milioni. E poi c'è l'ex Blue Tech, qui si parte da un bando e da una capacità che Pelligra ha nel suo gruppo e che ha già fatto molte volte in Australia. Costruzione ma anche riqualificazione dei capannoni industriali. L'obiettivo è anche aiutare le piccole imprese. Sono ottime opportunità di investimento qui, siamo molto emozionati e anche incuriositi dall'investire qui. Se poi la holding non riuscisse a vincere il bando per l'area di Termini Imerese, guarderebbe ad altri investimenti. Temi del meeting sulla Catania del futuro, anche il centro sportivo. Sì, abbiamo individuato, siamo alle fasi finali di scelta, ci sono appunto dei luoghi che abbiamo già evidenziato e per noi è molto importante appunto decidere, fare la scelta giusta e stiamo proprio nelle ultime fasi. Fra le aree preselezionate ci sarebbero anche dei terreni vicino all'aeroporto. La zona piace alla dirigenza per la possibilità di essere raggiunta dalle famiglie e sarebbe anche un bel colpo d'occhio per chi arriva via aereo a Catania. La legge Severino non si applica per quanto riguarda i reati tentati e non consumati. Con questa motivazione legata appunto a un pronunciamento dell'Avvocatura di Stato, il sindaco Roberto Barbagallo non verrà sollevato dal suo incarico. Sentiamo. Il primo cittadino di Acireale non sarà sospeso. Il parere della prefettura di Catania sul neoeletto sindaco Roberto Barbagallo arriva nel giorno della sua proclamazione. Come spiegato alla stampa dal prefetto Librizzi, Barbagallo non rischia la sospensione perché la legge Severino non si applica ai reati tentati e non consumati. La vicenda trae origine dal 2018, durante il primo mandato di Barbagallo, quando fu arrestato e poi condannato in primo grado per richieste illecite a un vigile urbano e indagato per falso
fosse rivelazione di segreto d'ufficio. La prefettura, che aveva congelato la sospensione dopo aver acquisito il parere dell'Avvocatura di Stato, si è pronunciata dichiarando che non ci sono i presupposti normativi per la sospensione o lo scioglimento. Un esito atteso con fiducia da Barbagallo su una vicenda che lo ha accompagnato durante tutta la campagna elettorale. Noi eravamo convinti di tutto questo. La cosa che ci dispiace è che in campagna elettorale il tema della Severino è stato utilizzato per abbattere il nostro progetto politico. Questo ci dispiace molto perché ritengo che molti consensi li abbiamo persi per questo grado di incertezza che c'era in città. Siamo riusciti comunque a raggiungere l'obiettivo. Siamo al lavoro, stiamo facendo il possibile per la città di Acireale, abbiamo nominato già ieri la giunta, ognuno ai propri posti, sta svolgendo la propria attività, stiamo facendo una ricognizione del bilancio di tutte le attività che la vecchia amministrazione ha lasciato e andiamo avanti con il coraggio di sempre. Barbagallo non nasconde una punta di amarezza per il clima avvelenato durante l'ultima campagna elettorale e un passato doloroso. Può succedere a chi gira di trovarsi in un chiosco piuttosto che in un bar e prendere un caffè e salutare magari una persona di cui non si conosce insomma il suo essere o anche se lo si conosce comunque il saluto si lascia, si dà. E poi ribadisce: sono distante a certe cose che hanno fatto male a me, alla famiglia, a tutti i cittadini e alla città di Acireale, perché Acireale non è come è stata dipinta e descritta da qualcuno che arriva da fuori e non la conosce. Il comune di Taormina uscirà dalla fondazione Taormina Arte. La decisione del neo sindaco Cateno De Luca a seguito della mancata modifica dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione. De Luca ha denunciato delle irregolarità e lo scontro è anche sul Palazzo dei Congressi. Ma sentiamo Francesco Triolo. La sensazione è che la disputa delle carte bollate sia appena iniziata. Sul tavolo c'è il futuro di Taormina Arte, ma non solo, anche la gestione del Palacongressi della Perla, su cui il sindaco Cateno De Luca ha puntato i fari non appena eletto a Palazzo dei Giurati. La decisione del CDA di Tao Arte di non modificare lo statuto porterà alla decisione annunciata di far uscire il comune dalla fondazione e De Luca ha chiesto la nomina di un commissario. Non ci possiamo permettere che per ogni atto devo trattare con l'assessore il diramata piuttosto che col deputato X. Io sono il sindaco di Taormina e la fondazione Tao Arte utilizza il brand Taormina e la location Taormina, quindi non hanno voluto riconoscere pari dignità, non c'è nessun problema, stiamo convocando il consiglio comunale che si celebrerà lunedì prossimo, usciremo dalla fondazione e di conseguenza Tao Arte, questa fondazione, dovrà subito cambiare nome. Io ho suggerito di chiamarla Fondazione Peppe Nappa, perché il brand Taormina e la location Taormina è del comune di Taormina che farà la sua fondazione. De Luca è pronto non solo ad uscire dalla fondazione ma anche a sottoporre agli organi competenti quelle che secondo lui sono numerose irregolarità costitutive, con particolare riferimento al mancato conferimento dei beni da parte della regione siciliana. L'altro terreno di scontro è il Palacongressi. Il TAR di Catania ha rigettato la richiesta di Aditus contro il comune di Taormina per ottenere l'annullamento dell'affidamento in concessione. Avevamo detto che la giudicazione del 19 di maggio, a qualche giorno dalle elezioni, era una grande forzatura e infatti il TAR ci ha dato ragione. Io quando mi sono insediato ho fatto una nota ai responsabili del procedimento e ho posto solo un quesito: se era legale mettere a gara per 9 anni un bene senza vulnerabilità sismica, senza da questo punto di vista anche agibilità. Cosa accadrà adesso è da capire, soprattutto per i grandi eventi. Quello che è in essere ovviamente continuerà, è un tema che dipende solo dalla regione, perché io ho chiesto che venisse nominato un commissario, l'ho detto ieri alla sovrintendente, in modo tale che le attività possano continuare. Se la regione non vuole nominare un commissario è un problema della regione, se salterà tutta la programmazione è un problema della regione, non di Cateno De Luca.
A Biancavilla, siamo nel Catanese, i carabinieri hanno denunciato per maltrattamento di animali un 53enne che aveva trasformato il suo garage privo di aerazione in una stalla abusiva adibita a ricovero per un cavallo, un meticcio di circa un anno privo di qualsiasi controllo sanitario. I militari sono risaliti all'uomo monitorando alcuni social network sui quali erano stati pubblicati video in corse clandestine di cavalli. Il quadrupede non aveva microchip né documento di accompagnamento. Adesso ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, tra le 21 località marine che quest'anno conquistano le 5 vele blu di Legambiente e Touring Club italiano, ci sono anche 2 località siciliane, si tratta di Pantelleria e Santa Marina di Salina. Le 5 vele premiano i luoghi che hanno saputo coniugare al meglio territori di eccellenza e strategie di sviluppo sostenibile. Stanziati 5 milioni di fondi per interventi sul costone lavico della Timpa che sovrasta Santa Maria La Scala. Siamo nel Catanese, l'intervento mira ad arginare il rischio frane nella frazione marinara di Acireale. Emanuela Corsi. 5 milioni di euro per mettere in sicurezza il costone lavico della Timpa di Acireale che sovrasta le abitazioni della frazione di Santa Maria La Scala. Il finanziamento è stato stanziato dal commissario di governo per il dissesto idrogeologico della regione siciliana, che ha riconosciuto l'importanza di un intervento tanto atteso dalla popolazione locale. Qui non occorrevano poche somme per tappare un buco, qui serviva a risolvere il problema in maniera strutturale. 5 milioni penso che sia la cifra giusta. Saranno lavori di messa in sicurezza del costone e proteggeranno il borgo di Santa Maria La Scala. In passato si sono verificati diversi episodi di crollo di massi e pietre dal costone. Alcuni sono finiti sulle abitazioni, fortunatamente senza causare danni ingenti o feriti. La fragilità dell'area imponeva da tempo una risposta da parte della regione per la sicurezza dei cittadini. Alcune frane recenti, 2016-2019, hanno colpito anche alcune abitazioni. Il rischio che qualcuno possa farsi veramente male o qualche abitazione possa essere distrutta è seria. La messa in sicurezza della Timpa sovrastante Santa Maria La Scala è stata sollecitata da più parti, dai cittadini, dal parroco e anche dal comitato spontaneo nato per risolvere la problematica. Pioggia e umidità hanno compromesso il raccolto delle ciliegie alle falde dell'Etna, alberi carichi di frutti che però sono praticamente stati rovinati proprio dal maltempo, dunque sono frutti destinati al macero. Sentiamo Tonino De Mana. Macchinari fermi ed alberi carichi di ciliegie che però sono già spaccate e quindi destinate ad andare al macero. Oltre alla drosofila, il temuto moscerino della frutta, i produttori di Sant'Alfio, risparmiati quest'anno dalla cenere lavica dell'Etna, fanno i conti con il meteo pazzo che ha già azzerato la prima e seconda produzione a maggio, rischiando seriamente di compromettere anche il raccolto di giugno. Le piogge fuori stagione e l'alto tasso di umidità stanno causando l'effetto cracking, spaccatura, e buona parte del prodotto che vedete in questi alberi alle falde dell'Etna potrebbe essere distrutto. Aprendosi non si possono più raccogliere, non è più permesso la commerciabilità del prodotto e va tutto a male. E sono già gravi le ripercussioni che a cascata ricadono sui consumatori. Un anno orribile per le ciliegie, con una produzione molto limitata, per una legge di mercato automaticamente il prezzo è lievitato tantissimo, siamo intorno agli 8 e 10 euro al chilo. L'aumento delle temperature, ovviamente senza i temuti picchi di calore, potrebbe ancora salvare una parte della produzione ed è questo l'auspicio degli addetti ai lavori, mentre a Sant'Alfio gli organizzatori della sagra della ciliegia, in calendario sempre a giugno, sono stati costretti a posticiparla all'8 ed il 9 luglio. Desolatamente vuota questa fabbrica alle falde dell'Etna, dove non si vede l'ombra di un operaio ed i mezzi sono tristemente fermi. Quest'anno, ripeto, purtroppo siamo fermi a causa delle avversità del maltempo, ma l'anno scorso eravamo più di 7 operai qui che lavoravano come nostri dipendenti nell'azienda. Adesso è tristemente fermo, si spera di poterlo avviare quanto prima. Sì, noi speriamo sempre che non si creino troppi danni e di essere produttivi, si spera nella prossima settimana. E sono continue le riunioni tra istituzioni e rappresentanti dei consorzi di tutela per cercare di salvaguardare la ciliegia dell'Etna, unico marchio DOP in Italia, con i paesi arabi interessati ad un prodotto sempre più richiesto ed apprezzato all'estero.
E la crisi coinvolge dunque, l'avete sentito, le produzioni agricole tutelate con il marchio di origine protetta, ma l'intero comparto che soffre anche per i cambiamenti climatici. Giusy Lazzara oggi ne parlerà nel nostro Sicilia 24 Focus con Francesco Paolo Favata, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori della Sicilia Orientale, con il sindaco di Sant'Alfio, Alfio Laspina. Potrete inviare i vostri messaggi al nostro 342 7455 005. La trasmissione andrà in onda come sempre su Telecolor, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. E siamo in chiusura di telegiornale con il Catania che ha ufficialmente scelto il nuovo allenatore. Si tratta di Luca Tabbiani, ex tecnico del Fiorenzuola. L'accordo sarà biennale. Tonino De Mana. Ieri la risoluzione contrattuale con il Fiorenzuola, oggi l'annuncio. Luca Tabbiani, nato a Genova, 44 anni, è il nuovo allenatore del Catania. Per lui un contratto biennale con la società rosso-azzurra che punta forte sul tecnico ligure che ha vinto la concorrenza di Javorčić. Esperienza da vendere in Serie C, Tabbiani predilige un 4-3-3 parecchio offensivo con gli esterni abili ad inserirsi nella manovra, affidandosi spesso alla difesa alta con centrocampisti velocisti ed esterni d'attacco mobili in grado di saltare l'uomo. L'ormai ex tecnico del Fiorenzuola porterà con sé il vice Coppola, ma potrebbe trovare alcuni elementi dello staff di Ferraro. Quest'ultimo sarebbe molto vicino alla Cavese. L'assetto tattico di Tabbiani potrebbe garantire la permanenza a Catania di alcuni protagonisti dell'ultima stagione di Serie D. Gli indiziati principali sono senza dubbio De Luca e Russotto. In avanti potrebbe avere una chance Sarao, magari come vice degli eventuali nuovi acquisti Patierno o Caturano. Su questo stanno lavorando il vicepresidente Grella, il DS Laneri ed il direttore generale Carra, che hanno intensificato gli sforzi in queste ore per mettere il primo tassello del nuovo Catania. Tabbiani verrà presentato alla stampa subito dopo la firma del contratto, poi verrà ufficializzata anche la composizione dello staff tecnico. A 4 giorni dal termine ultimo per l'iscrizione in Serie C, il futuro del Messina è incerto. Possibile una nuova trattativa per la cessione della società tra il presidente Sciotto e l'imprenditore Mannino. Sergio Colosi. Dal patto di riservatezza al volo degli stracci con comunicazioni ufficiali, il passo è stato breve. Ad interromperlo, dopo averlo richiesto, il presidente del Messina Pietro Sciotto, che in merito alla cessione del club ha accusato l'imprenditore Fabrizio Mannino di non avere fornito adeguate garanzie. Mannino in conferenza ha risposto ai presenti con un certificato bancario sulla sua reale forza economica, ma spiegando che i debiti della CR non ammontano ad 1.200.000 euro come dichiarato da Sciotto, ma a 2.800.000 euro, frutto della due diligence richiesta da Mannino, comunque ancora pronto al dialogo per acquistare il Messina. Sciotto invece ha ripreso contatti con Manuele Ilari, l'altro imprenditore che nell'ultimo periodo si è defilato dopo una proposta irrispedita al mittente. Il futuro del Messina rimane appeso ad un filo, come l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, che Sciotto ha escluso ma alla fine potrebbe portare a termine entro la scadenza. Difficilmente però passerebbe per il salvatore della patria. I tifosi non lo vogliono più e ieri lo hanno confermato anche a Mannino. A questo punto l'unica strada percorribile è la ripresa di una nuova trattativa tra lo stesso Sciotto e Mannino, con esiti quanto mai incerti, anche se l'imprenditore torinese di origini palermitane ha dato la propria disponibilità rimanendo in città e con un'offerta maggiore, senza però svenarsi, pur di salvare il calcio a Messina. Del resto un club di Serie C, debiti e buonuscita compresa, non può valere 4 milioni di euro. Si è anche parlato della possibile ripartenza dai dilettanti, ma a questa soluzione nessuno vuole pensarci, Mannino e i tifosi in testa. Il telegiornale finisce qui, io vi do appuntamento con l'informazione su Telecolor alle 19, vi lascio insieme a Giusy Lazzara e il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti un buon proseguimento di giornata.